Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di newsicilia.it. Si è conclusa con 2 arresti e un maxi sequestro il blitz antidroga dei carabinieri eseguito a Menfi nell'Agrigentino. I militari, con il supporto dell'unità cinofila antidroga di Palermo Villa Grazia, hanno rinvenuto sostanze del tipo cocaina, hashish e marijuana. In manette sono finiti 2 ventisettenni del posto. Riprese oggi in mattinata le ricerche del 14enne danese scomparso ieri nelle acque di Eloro lungo la costa del Lido di Noto. Il giovane si trovava in vacanza con la famiglia dopo essere entrato in mare nella mattinata di venerdì. Non è più tornato, disposto l'impiego di elicotteri, motovedette e battelli. Un'area trasformata in discarica abusiva e officina non autorizzata è stata invece sequestrata dai carabinieri di Agrigento al termine di un'operazione condotta con il supporto tecnico dell'ARPA e l'ausilio di rilievi con drone. Su un terreno agricolo è stata individuata un'area adibita a deposito incontrollato di rifiuti speciali, sia pericolosi che non. Al termine delle verifiche un soggetto è stato denunciato. Arrestati ad Ispica un 36enne e un 38enne gravemente indiziati di furto aggravato in concorso. I due sono stati beccati mentre tentavano di portare via centinaia di metri di cavi telefonici appena tranciati, il danno stimato di circa 10.000 euro. In chiusura si complicano le possibilità di pace tra USA e Iran. Il comando militare iraniano afferma infatti di aver nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz a causa del blocco statunitense. Il portavoce ha dichiarato che il controllo torna alla situazione precedente. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo come sempre che i dettagli su queste notizie e molte altre li trovate sul nostro sito e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e a stasera con nuovi aggiornamenti.